Penalty, il calcio è anche questo. Adesso parliamo del campionato di eccellenza, diamo subito i risultati di questa giornata, nona giornata di ritorno, oggi domenica 22 febbraio 2015, qualche partita sospesa, qualche partita rimandata, guardiamo il tabellino insieme a Jessica e poi la commentiamo naturalmente insieme anche a Beppe e ai nostri ospiti di Catania pure. Vai. Marsala-Alcamo, partita sospesa. Paceco Atletico Campofranco 5-0, Riviera Marmi Dattilo Noir 1-1, Serra di Falco Mazzara, partita sospesa, Mussomeli Parmonval, partita rinviata al 25 febbraio, Camarat Profavara 1-4, Monreale San Giovanni Gemini 0-6, Ribera San Cataldese 2-1. Bene, da sottolineare che il Marsala continua a essere sempre la squadra leader di questo girone A del campionato di eccellenza, le inseguitrici, insomma qualcuno arranca, però sicuramente potranno ancora dire la loro. Guardiamo la classifica completo e poi passiamo naturalmente ai commenti. Marsala 49 punti, San Cataldese 40, Mussomeli, Mazzara e Profavara 39 punti, Parmonval 38, Ribera 36 punti, Atletico Campofranco 34, Dattilo Noir 33 punti, Riviera Marmi 31, Camarat, Paceco e San Giovanni Gemini 30 punti, Alcamo 28, Serra di Falco 15 punti, Monreale 1. Allora, dovrebbe esserci anche il tabellino per quanto riguarda il prossimo turno, lo anticipiamo, 10ª giornata di ritorno, 1 marzo 2015, si giocherà Mazzara-Ribera, San Cataldese Camarat, Atletico Campofranco Monreale, Profavara Mussomeli, Alcamo Paceco, Parmonval Rivera Marmi, San Giovanni Gemini Serra di Falco ed infine Dattilo Noir Marsala. Marsala che ha quasi salutato. Quando una squadra, anche se non gioca, guadagna in classifica, è chiaro che è il suo anno. Il Marsala non ha giocato perché è stata sospesa la partita con l'Alcamo, la San Cataldese che poteva e doveva approfittarne, cosa va a fare? Perde sul campo del Ribera che poco ha da chiedere a questo campionato, mantiene quindi i 9 punti di svantaggio, ma a questo punto ha una partita anche in più rispetto al Marsala. Il Mussomeli comunque anche in questo caso ha una partita in meno perché deve recuperare il Quindi 25. in ogni caso ha allungato sulla seconda, virtualmente a più 12, anche perché la partita con l'Alcamo in casa obiettivamente non è questo grande scoglio per il Marsala che è vicinissimo alla doppietta, Coppa Campionato. Alcamo che un po' ci sorprende, no? Perché l'anno scorso ha perso la finale a pochi minuti dalla fine con la San Cataldese, adesso si ritrova insomma a dover lottare per altri obiettivi. Sai, è come il ciclismo, quando il ciclista dà tutto magari per una salita per provare l'allungo, non ci riesce, viene ripreso e poi cade di schianto e arriva a mezz'ora dal primo. È vero. Così è l'Alcamo. Sentiamo un attimo i nostri ospiti a Catania perché voglio sentire Salvo Castorina. Salvo, Marsala che insomma ha già vinto la Coppa Italia e già questo è un grandissimo successo, una società blasonata, probabilmente anche l'interregionale potrebbe stargli stretto. Salvo, che ne pensi? Marsala storicamente ha sempre fatto categorie importanti, non dimentichiamoci che Evra giocava nel Marsala. Sì, è vero. La Juve, no? Quindi sono corsi e ricorsi storici, certe piazze ciclicamente scompaiono ma poi naturalmente si riorganizzano e si torna ai fasti di un tempo. È quasi fisiologico che succeda così. È vero, è vero. Giovanni Garofalo, tu invece che ne pensi di questo Marsala? Insomma, ha stupito tutti vincendo anche alla grande contro il Giarre la Coppa Italia. Pensi che sia pronto anche per un nuovo progetto nell'interregionale? Ma la piazza, come diceva Salvo, è una piazza importante, molto blasonata, quindi credo che penso che si organizzeranno per fare bene anche in interregionale, un po' sulla falsariga di quello che sta facendo l'Acagas. Sono convinto che potranno fare un campionato importante anche in Serie D perché è una grossa piazza, insomma. Girone interessante, ho visto anche nella zona playoff, questo
di eccellenza, dove ci sono tante squadre che poi è chiuso per quanto riguarda la prima posizione in classifica, ma per quanto riguarda i playoff vedo che c'è una bella lotta. È vero. Presidente, Marsala ormai, come diceva giustamente anche Beppe, quasi con un piede e mezzo nel campionato interregionale. Questo vuol dire che bisogna programmare bene, bisogna organizzarsi bene, avere una città anche che aiuti la società probabilmente, no? Sì, senza nessuna forma polemica, però la affronteremo bene, però credo che sia anche tanti fondamentale elementi devono combaciare il supporto della città, il supporto dell'amministrazione, le sponsorizzazioni. Ad esempio l'Agragas non mi stupisce che sia nella posizione che è. È da 2 anni che insomma ha un fortissimo sponsor, quasi certo. €1 milione in 2 anni, quindi e sono sfido soldi. chiunque col €1 a fare un campionato che sta facendo E l'Agragas. sono soldi. Mentre Giovanni, voi a Marina di Ragusa non avete €1 milione, però avete sicuramente tanta energia, perché insomma dovrebbe essere l'anno buono. È da 4 anni che fate i playoff, però ancora qualche difficoltà nel vincerli questi playoff e quindi insomma andare avanti di categoria. No, bene, la cosa positiva è che ogni anno ci ritroviamo nei playoff senza spendere troppo, no, troppi soldi. Infatti, Quindi, vabbè. per noi è sempre una gradita sorpresa. Certo, arrivare certo. a Ben qualcuno. vengono quando ci sono questi momenti un piacere così disputarli. importanti, è vero. Bene, adesso parliamo del girone B del tanto atteso campionato di eccellenza, guardiamo i risultati insieme alla nostra Jessica e poi apriremo le telefonate, i collegamenti, perché abbiamo tante cose da dire. Qui Beppe già ha preparato tutti i suoi appuntini. Guardiamo subito il tabellino insieme a Jessica. Sì. Sporting Viagrande, Catania, San Pio X, 0-1. Castelbuonese, Città di Messina, partita rinviata. Giarre, Città di Scordia, 1-1. Taormina, Città di Siracusa, 0-3. Città di Vittoria, Igea Virtus, partita rinviata. Acireale, Modica, partita sospesa. Milazzo, Paternò, 1-1. Riposa, Città di Rosolini, Mister Bianco escluso dal campionato dopo la 4ª rinuncia. Ecco, da sottolineare questa vittoria 3-0 a Taormina della Città di Siracusa e soprattutto il pareggio tra Giarre e Scordia che rallenta un po' la squadra di Serafino per cercare di agganciare il primo posto. Guardiamo la classifica e poi naturalmente i commenti. Siracusa 49 punti, Città di Scordia 45, Milazzo 41, Castelbuonese e Acireale 36 punti, Sporting Viagrande 34, Igea Virtus 32 punti, Catania San Pio X 30 punti, Vittoria e Giarre 26, Modica e Paternò 23 punti, Città di Messina 22, Città di Rosolini 17, Taormina 11 punti. Allora, per quanto riguarda invece il prossimo turno, come abbiamo già anticipato anche per il campionato di eccellenza Girone A, si giocherà domenica prossima, domenica 1 marzo, questi gli incontri: Igea Virtus Castelbuonese, Città di Messina, Città di Rosolini, Città di Siracusa contro Città di Vittoria, Paternò Giarre, Città di Scordia Sporting Viagrande, Modica Milazzo ed infine Catania San Pio X Taormina. Avevi qualche cosa da dirmi? Ho l'impressione che dovrai a questo punto spiegarci bene cosa sta succedendo in questo girone. Allora, in questo girone stiamo vivendo un po' quello che oggi ha vissuto la Serie D, cioè la piccola fuga che potrebbe essere anche decisiva della capolista. Là era l'Agragas e qua è il Siracusa, perché lo Scordia che si fa pareggiare 1-1 a Giarre e sbaglia anche il rigore sull'1-1, quando aveva la possibilità di andare a vincere e riportarsi a -2 dal Siracusa, potrebbe essere un primo segnale di fuga decisiva per gli aretusei, nonostante nelle altre puntate abbiamo detto che lo Scordia ha l'organico migliore, l'organizzazione di gioco migliore. Però il Siracusa non perde un colpo. Però il Siracusa, dopo un inizio di campionato un po' così così, ha anellato una serie di risultati utili consecutivi che l'hanno portato in vetta. È crollato il Milazzo, che si è fatto pareggiare in casa dal Paternò, tutt'altro che trascendentale, 1-1. Nella zona retrocessione quasi tutte ferme le concorrenti ai play-out, Modica compreso, che è stato bloccato dal maltempo ad Acireale. Modica che non ha giocato ad Acireale principalmente perché la partita è stata sospesa, però dietro c'è un antefatto. Ce lo facciamo raccontare da Beppe o ce lo racconta lei, Presidente? No, posso. Allora Beppe, raccontacelo tu da giornalista, per cui al di sopra delle parti. Secondo te cosa è successo? Un Modica che sì è andato ad Acireale mentre
dicevano che non sarebbero andati ad Aciriale, invece poi ci sono andati. La partita è stata sospesa sullo 0-0. Allora, io mi voglio attenere solo alla cronaca. Benissimo, anche perché poi qualsiasi personale avremo insomma, la possibilità di sentire anche il sindaco, oltre che naturalmente il presidente. Vai. Allora, il Modica in pratica ha scelto di non andare a giocare ad Acireale, mi riferisco a Modica prima squadra, Sì. la squadra senior, perché i giocatori di comune accordo con l'ex dirigenza, la dirigenza dimissionaria rappresentata qua dal presidente Bellia, hanno deciso di finire qua la loro Di stagione. fermarsi. Di fermarsi. Perché? Perché i giocatori lamentano 2 mesi e mezzo credo di arretrati nei pagamenti degli stipendi. La società ha aperto le braccia ai giocatori dicendo che ci sono delle scadenze da rispettare, loro si aspettavano un contributo da parte dell'amministrazione comunale, questo contributo ancora del tutto non è arrivato una parte, e con quella parte che manca la società aveva intenzione di andare a saldare questi 2 mesi e mezzo che rimangono ai giocatori. Stando così le cose, il sindaco ha garantito il pagamento di questa parte rimanente, ma non ha potuto dare per motivi logistici e di amministrazione, sappiamo quanto sia difficile per l'amministrazione giostrare i fondi, non ha potuto dare una scadenza oggi, domani, dopodomani, e quindi i giocatori... C'è stato un impegno però. Sì. Adesso ce lo confermerà I giocatori il sindaco hanno deciso di fermarsi, non tutti però. Non tutti. Filicetti, capitano, Sì. allenatore, Gigi Pianese e Roberto Rosi, responsabilmente a mio giudizio sono andati con la formazione sono juniores d'accordo, e hanno giocato. Sono d'accordo. Presidente, allora questi sono i fatti che Beppe ci ha raccontato, credo anche in maniera stringata ma molto chiara. Il suo parere e poi sentiamo anche la voce del sindaco. Allora, io non vengo da Marte o dalla Luna perché possa pretendere che il sindaco apri il cassetto, prende i soldi di quelli che... Giustamente. Premesso ciò, intanto sono molto amareggiato, molto deluso, anche e soprattutto mi sono portato qua la replica del sindaco, dove fa evidenziare che è un maldestro tentativo di scaricare le responsabilità di un'incapacità gestionale societaria che negli ultimi tempi è apparsa palesi agli occhi dell'intera cittadinanza. Addirittura. Tutto ciò mi fa un male estremo, in quanto ricordo al sindaco che noi è da 14 mesi che mandiamo avanti il campionato di eccellenza con il Modica con tantissimi sacrifici. Quindi da qua venirmi a dire un'incapacità gestionale, questo non me la mando giù, primo. Secondo, il sindaco nella sua replica dice di aver elargito al Modica Calcio 30.000 euro di sponsorizzazioni, quindi significa che ha dato 30.000 euro di soldi al Modica Calcio. Per la stagione corrente? Aspetti. Scusa Pietro, non ha dato... Aspetti, qua è italiano, Peppe. Ha cercato degli sponsor che Ha possono procurato alla società Modica Calcio oltre 30.000 euro. Diciamo che ci ha messo la sua disponibilità nel cercare degli comune non ha sponsor. uscito Ha procurato, va bene, aspetta, È importante sottolineare questo. Allora, il comune, intanto io dal 7 dicembre 2013 voglio fare una piccola premessa, siccome il sindaco parla di effettuare l'ennesimo salvataggio della società, non ne ha fatto neanche uno. Le spiego perché. Il primo salvataggio della società l'ha fatto con il mio fondo schiena. Lo scorso anno. Il mio fondo schiena, perché ci siamo accollati debiti della scorsa gestione per 40.000 euro, più un processo penale a mio carico. Ma lei perché l'ha fatto questo? Perché vuole bene alla città? Oltre a voler bene della città, ho avuto delle rassicurazioni da parte del sindaco Sì. Abate, in modo di starci vicino per quello che può, naturalmente perché comprendiamo le difficoltà che ci sono, Attuali. e quindi un primo cittadino che ti dà diciamo, il supporto e via dicendo, non è che te li Aiuta. quindi sia da un punto di vista morale anche diciamo, ti fa forza per andare avanti. Presidente, io la fermo un attimo perché lei è assolutamente chiaro in quello che sta dicendo. Sentiamo anche il sindaco, perché anche il dialogo io volevo che faccia bene, no? Volevo capire questi 30.000 euro in quale IBAN, in quale conto corrente li ha inviati? Perché nel mio conto corrente un euro non l'ha inviato. Vedremo e sentiremo adesso che cosa ci dirà il sindaco e così Poi ho anche altre cose da dire. Quindi... Io credo che l'obiettivo comune, qua Beppe me lo conferma, sia quello comunque di chiudere il campionato salvando la società, salvando la categoria e insomma anche perché Modica, lo abbiamo detto proprio in apertura di trasmissione, merita ampiamente una società tranquilla, serena nel campionato di eccellenza. Poi non ce lo ordina il medico di fare l'interregionale.
Sì, però dire salvare con le spalle altrui è bello. Sentiamo un pochettino cosa dice il sindaco, se abbiamo il sindaco in collegamento. Signor sindaco? Sì, buonasera. Buonasera, Scusate signor l'audio sindaco. perché sono in macchina e quindi sotto il diluvio. Ho capito. Allora, noi non le facciamo perdere molto tempo. Abbiamo qui Io ho sentito un po' quella che è la dichiarazione del presidente. Guardi, per me è stata una grande delusione tutto questo, perché a prescindere di quella che era l'attività amministrativa, io ho accolto a braccia aperte, specialmente l'amicizia mi lega col vicepresidente. Il presidente l'ho conosciuto in questa occasione, rispetto a quella che è l'amministrazione, lo sforzo che ha fatto in tutti questi mesi, sforzo che credo che non ha fatto nessuna amministrazione di nessun comune, perché logisticamente la legge vieta di dare contributi diretti a qualsiasi società sportiva. Noi abbiamo realizzato i bagni nuovi per poter dare l'agibilità al campo, 50.000 euro circa ci hanno costato, abbiamo dirottato somme che erano per la ristrutturazione di altri bagni che servono a tutta la cittadinanza per mettere a disposizione della società i bagni. Siamo riusciti a dare, grazie anche all'attività dell'amministrazione del vice sindaco, l'agibilità nella tribuna che non c'era, per dare la possibilità di giocare e quindi di poter venire anche gli ospiti e quindi avere più persone presenti in campo come spettatori, e quindi per completare completamente la struttura. Signor sindaco, quindi da quello che abbiamo capito, comunque da parte dell'amministrazione c'è stata anche una volontà di venire incontro. Mi faccia finire. Sì. 7.000 euro per quanto riguarda i trasferimenti, abbiamo fatto la gara per mettere a disposizione i pullman di quest'anno, più quelli dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo messo a disposizione 3.000 euro per i pasti. Quest'anno, proprio perché siccome un rapporto di amicizia fraterna nei confronti dei dirigenti, mettendo la difficoltà che avevamo, anche perché a fine anno, per poter mettere in equilibrio quelle che erano le casse dell'ente, si figuri che c'erano 15.000 euro stanziati da sempre dal Consiglio per quanto riguarda la scherma modica, non sono stati erogati e tolti dal bilancio per tenere in equilibrio quelli che erano i conti dell'ente. Io ho preso lo sponsor privato della Fondazione Garibaldi, che mette a disposizione quindi nel CDA della Fondazione Garibaldi e quindi della gestione del teatro, ho pregato di mettere a disposizione quelle somme che mette a disposizione della Fondazione, che abbiamo messo in pericolo anche la stabilità della Fondazione, di metterla a disposizione della società in modo di dare della liquidità alla società. Ultimo, qualche settimana fa, che i giocatori non volevano andare a giocare, ho pregato di mettere a disposizione altri 2.500 euro che lo sponsor privato ha messo a disposizione della società. Tutto questo abbiamo detto fino a venerdì, fino a qualche giorno fa, non è stato lunedì o martedì, che sono venuti un gruppo di giocatori con il presidente e il vicepresidente che volevano i soldi quindi pagati, quelle che erano le spettanze entro venerdì, se no non andavano a giocare. Abbiamo detto che per noi poter fare quell'attività di andare a prendere gli abbonamenti e mettere a disposizione degli studenti, delle scuole che vogliono andare per poterli fare avvicinare al calcio e alla società, l'avremmo potuto fare solo in 12esimi, man mano che maturano i 12esimi rispetto a quello che era l'assentamento del bilancio dell'anno scorso, e quindi non mi sentivo io di dire ai giocatori che potevamo mettere a disposizione delle somme che non potevamo mettere a disposizione. Siccome parlo chiaro in questa direzione. Ancora un'altra cosa, io in tutti questi mesi, e lo sa anche il vicepresidente che mi ha telefonato proprio perché io non avrei voluto fare nessun comunicato fino ad ora, perché io per natura non rispondo a nessuno e difficilmente rispondo a comunicati dell'opposizione di chi vuole fare del male alla mia persona. Io questo non avrei voluto fare nessun comunicato contro nessuno, perché anche la mattina stessa mi ha telefonato il vicepresidente dissociandosi dal comunicato che ancora doveva emanare il presidente. Io non so il motivo perché ci siamo lasciati, perché io dico sempre non c'è bisogno di fare comunicati, perché siccome ci vediamo quasi 3-4 volte alla settimana o settimanalmente, non vedo una persona le cose le può dire direttamente in faccia. Sono d'accordo senza andare a fare comunicati. Guarda, io su quelle io posso fare un elenco di cose che ho messo a disposizione. Io capisco anche le difficoltà di chi scusi, signor sindaco, mi faccia finire. Io tante volte ho fatto delle telefonate anche in banca e non voglio dire queste cose per dare la possibilità a quelle persone che si erano sacrificate per Modica Calcio per portarle avanti, però non possiamo dire che su una stagione che costa a loro voce, perché il Modica Calcio non è del sottoscritto, ma il Modica Calcio è della società e non è neanche del comune,
che ci vogliono all'incirca 150.000 euro, la stagione non può andare avanti perché mancano 15.000 euro di trasferimenti del comune. Signor Sindaco, 15.000 euro dei trasferimenti allora, sono venuti, aspetti un attimo, 7.000 euro per quanto riguarda le trasferte, certo. sono Signor venute Sindaco, per tante altre cose. mi perdoni, signor Sindaco, mi perdoni, lei ha illustrato in maniera molto chiara tutta la situazione. Io, se lei me lo permette, ma credo che me lo permetterà, voglio anche insomma, dare parola al Presidente Bellia, perché probabilmente anche lui avrà da dire delle cose, però vorrei sottolineare una cosa fondamentale, che se le persone non si incontrano visivamente, come giustamente ha sottolineato lei, magari possibilmente non ci si riesce a trovare della sintonia. Qui c'è un bene comune che è il Modica. Ma guarda, scusi, noi ci siamo visti fino a martedì. Io col vicepresidente lunedì o martedì questa settimana. Allora, signor Sindaco, mi perdoni. Il vicepresidente ci siamo sentiti fino a ieri mattina. Benissimo. Quindi io mi sento con tutti, senza nessun problema. Giusto, e fa bene perché lei è il primo cittadino di tutti. Allora, signor Sindaco, un attimo voglio dare parola al Presidente Bellia, perché è giusto che anche lui dica la sua e lei lo ascolti in modo che così può anche eventualmente contrabbattere, anche se qualsiasi discussione credo che comunque debba essere chiarita di presenza, in modo che così il bene comune, che è il Modica, possa sì, poi... ma ne abbiamo parlato fino a lunedì. Eventualmente parlarne ancora di più fa sempre bene. Presidente, cosa io ha da volevo dire? solo fare una premessa, che il Modica Calcio non è della società Modica Calcio, è della città ed è anche del comune, perché viene veicolato il nome della città di Modica nelle maggiori città. Noi abbiamo messo a disposizione un mare di soldi per quella che è la struttura del comune. Cioè il comune dice io più di quello non vi posso dare probabilmente. Allora, noi al sindaco chiediamo semplicemente, non chiedo tutte le promesse verbali che mi ha fatto, non le sto qua a chiedere, chiedo solo la promessa scritta della delibera numero 365 per capire a che punto siamo, a che punto verrà per espletare, perché voglio ricordare al sindaco che è in fase di programmazione della gestione, questi benedetti soldi valgono il 15% del nostro budget annuale. Il 15% del budget annuale ad un certo punto della stagione lo si deve pur uscire. Se non lo si esce all'inizio, non lo si esce a metà campionato, ma lo si deve pur uscire. Io credo che comunque il sindaco ha detto che in prospettiva ci saranno. Ci mancherebbe, ma io non è che sto dicendo di no, però di dare possiamo dire, guarda, già a novembre, scusate, già a novembre, lei non lo sa forse Presidente, a novembre sono venuti a trovarmi in voto separato, e lo sto dicendo oggi, non l'ho detto mai, 7 giocatori che hanno lasciato il Modica Calcio perché non venivano pagati. Posso? E io non gli posso fare niente io su questo, gli ho detto io, guarda, voi non siete dipendenti del comune, quindi voi dovete essere alle dipendenze della società, e queste sono cose della società. Allora rispondiamo un attimo. Via già 7 giocatori, a novembre, Signor Sindaco, sentiamo un po' la risposta su questa sua affermazione che è importante. Allora, intanto da 9 che dichiarava nel comunicato stampa il sindaco già siamo a 7. I giocatori sono 7, di cui 5 modicani. Non erano stati pagati una mensilità. Considero che tutti questi 5 giocatori modicani sono tutti che il calcio per loro è un hobby, che dovrebbero pagare loro per venire a giocare nel Modica Calcio. Persone che chi è guardia che diciamo che non sono, diciamo che non hanno, quindi per il ritardo di 15 giorni di una mensilità, non penso che questo era il motivo. Intanto questo. Poi uno all'interno della propria organizzazione societaria, se io ritengo che delle persone non sono adeguate per il ruolo che devono ricoprire, io sono libero nella mia organizzazione di mandarle via. Tutto qua. Questo è anche vero. Nessuno mai ha preteso che il comune o il sindaco paghi gli stipendi del Modica Calcio, nessuno mai. E questo è importante per tutti. Primo di tutto, perché io l'unica cosa che noi pretendiamo è che nella fase della programmazione questi soldi sono un 15% del nostro budget che prima o poi devono uscire. Ma credo che il sindaco questo l'abbia affermato. A noi servono per ottemperare ai nostri impegni. Signor Sindaco, questo lei ce lo può confermare, che sicuramente questo budget che è stato stabilito dall'amministrazione... Io non lo conoscevo prima, io mi sono messo a sua disposizione un anno intero, lo sa quando sono stato accanto a lei, in ogni momento per quelle le difficoltà, anche andare a cambiare uno scaldacqua o un motorino o accendere le luci, sono stato a disposizione sempre. Quindi non potete dire che questa amministrazione, lei sappia, sono venuti quando hanno saputo che noi abbiamo fatto questi investimenti per la struttura e per il Modica Calcio, sono venute le altre società, delle altre attività, delle altre pallavolo, la scherma Modica, l'atletica. Ho detto quest'anno facciamo questi investimenti per il Modica Calcio, il prossimo anno li faremo per le altre società.
Questo ho detto, perché per le altre società abbiamo messo a disposizione soltanto le strutture comunali gratis che non l'hanno mai avute. Questo possiamo aiutare, Signor Sindaco, possiamo aiutare lo sport a Modica. Ma ho detto che abbiamo fatto più del normale, per te però è stata una delusione, perché quello che abbiamo fatto non è stato completamente apprezzato da una parte della società, perché fino a ieri mattina mi ha telefonato il vicepresidente facendomi le scuse a nome di tutti, escluso del presidente, non so di chi, rispetto perché sapendo di quelli che i sacrifici che abbiamo fatto io personalmente e anche gli assessori per mettere e stare accanto a questa società. Però noi possiamo fare le cose che secondo legge possiamo fare. Perfetto, non signor possiamo Sindaco. fare le altre. Io ho detto, per quanto riguarda gli abbonamenti, man mano che maturano i 12esimi nel bilancio 2015 noi andremo a fare onorare quella parte. E questo qua, questa è una scusi, cosa importantissima e siamo contenti che almeno... Che io quando... Scusate, fatemi finire e poi continuare, tanto io sto ascoltando. E io dico solo questo, fermo restando che quando c'è stata a fine anno la difficoltà economica per poter dare questa possibilità di acquisto di questi abbonamenti, io sono andato dallo sponsor privato e ho fatto trasferire questi soldi a loro. E loro lo sanno, ogni volta sono venuti da me, io ho fatto la telefonata e lo sponsor privato si è messo a disposizione per questo, anche per loro, per andare a dare un aiuto alla società, e l'ho fatto con tutto il cuore. Benissimo. E quindi io non vedo il motivo di queste polemiche nel mio... Se la società chiude la colpa del sindaco, ma che stiamo scherzando? Tutto questo deve essere una polemica... Io non l'avrei mai detto, signor Sindaco, sapendo di persone, non l'avrei mai detto sapendo che il sindaco è stata la prima persona amica che è stata sempre accanto della società. E questo l'abbiamo capito tutti e l'abbiamo detto anche proprio in apertura. Io, signor Sindaco, e così chiudo anche il collegamento, perché chiaramente dobbiamo dare spazio anche alle altre categorie. Intanto la volevo ringraziare per questa sua partecipazione grazie a penalty, però io personalmente... Per me questa esperienza mi è servito tanto, io guardi, lo sa che io con tanta esperienza, non ho tanta esperienza amministrativa, ma questo mi ha fatto capire che uno deve andare sempre con i piedi di piombo con tutto, perché questo è importante, però non viene completamente accettato e non viene completamente... Adesso lo faccio parlare, non si preoccupi, Presidente. Signor Sindaco, le chiedo scusa e chiudo il collegamento. Io chiedo soltanto se fosse possibile un incontro ulteriore con il Presidente, con calma, questa settimana, per cercare di venire incontro a tutte quelle che sono le esigenze del Modica, del Presidente, dell'amministrazione. Insomma, noi siamo un po' da paceri in questo caso. Scusi, noi abbiamo fatto il 98% di quello che il Modica Calcio ci ha chiesto, interventi infrastrutturali su una struttura che era di una società che non era la loro, con una convenzione che c'era fatta. Sono sottili dei modicani che noi abbiamo Signor Sindaco, signor Sindaco, che abbiamo speso al Modica Calcio. L'abbiamo già detto, lei l'ha detto in maniera molto chiara, siamo d'accordo in quello che ha detto. Io continuerò a essere a disposizione del Modica Calcio e della società. Io non so però i rapporti con una società, con persone che non hanno accettato questo e che hanno invece detto cose che non sono sicuramente, che non mi meritavo. Ognuno se ne assume le proprie responsabilità, va bene. In posizione di queste persone che vanno oltre il normale rispetto a tutte le altre società. Va bene, signor Sindaco, io devo chiudere, la ringrazio per la sua disponibilità e spero di averla anche in studio per approfondire il tutto. Grazie, signor Sindaco. Non ci sono, possiamo parlare anche dello sport in generale. Benissimo, ed è giusto, perché un sindaco non deve parlare solo di calcio, ed è giusto. Grazie, signor Sindaco, grazie e buonasera. Presidente, lei lo so che in questo momento è molto amareggiato. Si devono chiarire determinate cose. Allora, per il Modica, lo stadio Caitina non gioca solo il Modica Calcio, nello stadio Caitina c'è il rugby che si allena, l'atletica che si allena. Credo che sia un diritto di tutti, no? No, è aperto alla città. Quindi i bagni che il sindaco sostiene che sono stati fatti per il Modica Calcio sono stati fatti per la struttura. Per realizzare una struttura, i servizi igienici che mancavano. Lei è troppo innamorato del Modica e quindi sono sicuro però che non si deve, però il sindaco è abile perché è politico, io magari non ho mai fatto politica, quindi non sono abile a... però c'ha l'energia giusta, non si preoccupi. Penso di avere l'energia giusta, però dire che il comune ha fatto il 98% del proprio impegno per il Modica Calcio mi lascia il tempo che trova. Allora, adesso da quello che ho capito, e qui penso che Beppe me lo potrà confermare, il sindaco ha detto a noi il sindaco l'unica cosa che se vuole fare, se la può fare, ciò che ci ha promesso. E sicuramente delibera numero 365 una delibera è del 3 dicembre 2014. Una delibera è una certezza. Una delibera è una certezza. Non chiedo che il comune di Modica deve pagare gli stipendi ai giocatori, io chiedo che noi con quel budget
ad un certo punto della stagione quel budget deve uscire. Vi serve, È diciamo. un 15%. Vi serve, vi serve, Quindi, vi serve. Di che cosa stiamo Niente, parlando? Sì, certo. Conosco bene sia il presidente Certo, che il certo. sindaco, sono due persone fumantine, no? Sì. Lo hai capito in questo breve Però mi scambio. piace questa cosa, perché così abbiamo capito che comunque hanno un bene comune che è il Modica. Io penso sempre che un punto d'incontro si possa trovare. Certo, anch'io sono La d'accordo. questione è questa, il sindaco ha detto noi siamo in 12esimi, cosa vuol dire? Lo diciamo spese per chi sono non è- ridotte. Ogni mese puoi spendere un 12esimo del budget annuale per quel capitolo di spesa. Sì. Quindi se lo sport ha per esempio 12.000 euro annui da spendere, dico una Un cifra, esempio? 1.000 euro li puoi spendere a gennaio, 1.000 a febbraio, non ne puoi spendere 3.000 a gennaio e l'altro. E questo, insomma, ha quindi creato... Quello che vuol dire il sindaco è che nel mese di febbraio può spendere un tot, nel mese di Perdonami marzo un attimo, può spendere un perdonami. altro tot. Però il sindaco, nel momento, il famoso 7 di dicembre 2013, quando andammo a prendere la squadra a Lentini piena di debiti, che fino ad oggi è arrivata anche un'avvertenza dell'allenatore Catania che ci sta truffando 3.000 euro dichiarando che Cundari non l'aveva pagato, apro parentesi e la chiudo, ci ha sempre promesso un aiuto economico che a 14 mesi di distanza non è mai arrivato. Cioè questo è il discorso. Io c'è 14 mesi di promesse, o me c'è la poltrona della sala di attesa che ha la mia forma, ha la mia sagoma, c'è la mia sagoma. Allora, però adesso il sindaco ci ha promesso per un nuovo incontro. Io credo che... Io sono disponibile Benissimo, per il bene del Modica Calcio, per salvare quella E questa è la cosa più bella che lei può dire da presidente, da amante della città Li di mettiamo in Modica. due scrivanie, uno qua e uno Sì. dall'altra parte della stanza. Ma io sono disposto a fare anche un dibattito qua in studio dentro penalty, però credo purtroppo che Presidente, queste siano cose da discutere è al giusto. chiuso di una stanza, è giusto, evitando è qualsiasi giusto, altro è giusto, comunicato è da una giusto. parte No, e dall'altra. nel senso che altro. dopo questo incontro possono venire qui in studio ad Anche illustrare perché, quelli che sono... Perdonami Sì. Pietro, i comunicati da una parte e dall'altra fanno il gioco di chi vuole male alla Giusto, società giusto. e chi vuole male al sindaco. Incontrarsi di persona, poi insomma le cose si dicono in maniera forse probabilmente senza sottintesi, con più chiarezza, Presidente. No, ci mancherebbe. Perché comunque il bene è questo, cioè il Modica. Sì, è il Modica, però diciamo le notizie vengono date distolte, cioè i bagni servono per la città, la struttura di Contrada Caetano è per la città. E va bene. Quindi ci sono 10, non so, il sindaco forse non ha avuto neanche il piacere in un anno e mezzo di vederlo allo stadio, una volta allo stadio, una partita, 10 minuti, un saluto una volta non ho avuto il piacere, forse neanche, non so forse se sa dove è ubicato lo stadio, io non voglio essere polemico, però a volte c'è uno... Succede. Allora, io mi è sembrato giusto dedicare un ampio spazio a questo problema Modica comune, perché insomma questi campionati vivono anche di questi grandi drammi, chiamiamoli drammi, però alla fine è solo un gioco. Però. Speriamo di portarli qua d'accordo tutti e due, benissimo. che annunciano la e pace. qui il Presidente credo che Modica- comunque poi sotto voglia anche questo, Io ma credo anche cercherò il di sindaco. farmi da piacere Benissimo, da si è entrambe le impegnato parti. Beppe Ragone in prima persona. No, Beppe è il primo tifoso. Allora, voglio ritornare un po' a parlare del calcio giocato, perché voglio dire, l'eccellenza è anche calcio giocato. Abbiamo adesso in collegamento Mister Sebi Catania della città di Vittoria. Mister, ci sente? Sì, buonasera. Buonasera. C'è stato, insomma, è uscito anche il suo nome poc'anzi con il Presidente, però io, siccome già abbiamo parlato di polemiche varie... Ci ha truffato, non diciamo questo. No, ci mancherebbe, non diciamo è questo. la verità, quindi. Sono altri Sono momenti. abituati a fare queste cose. Sono quindi. altri momenti, Presidente, non mi mette in difficoltà. Sì, no, ci mancherebbe. Sono altri momenti. Io adesso invece con Sebi Catania voglio parlare di calcio. Mi perdoni. Prima innanzitutto devo dire, vi ringrazio della telefonata. Non rispondo a determinate persone perché comunque risponderò nelle sedi opportune. Benissimo, perfetto, non mancheranno sicuramente i momenti. Sono persone che non meritano nemmeno con Mister, tipo di commento. adesso non mi metta lei in difficoltà, No, anche perché sono stato nominato senza essere interpellato. Benissimo, non sapevo di questa Certo, cosa. perché tocca la tasca della società, è normale che viene Va interpellato. bene, allora diciamo in altre sedi parlerete di questo mancherebbe, problema. ci Non mettete in mancherebbe. difficoltà, Io non lo sapevo sapevo nelle di sedi questa- opportune. Non sapevamo neanche di non questo sapevo problema. io che c'era la Vabbè, presenza. Mi perdoni. Non è che risponderò alle sedi opportune a chi mi ha detto che ho estorto del denaro, sono parole un po' pesanti. Va bene, ognuno si assume le proprie È la responsabilità. verità, è la verità. Ognuno si assume le proprie responsabilità. Io invece con Sebi Parliamo Catania di calcio giocato. parliamo di calcio giocato. Allora, oggi non avete giocato però, sotto questo punto di vista. Partita sospesa. Questo, Sì, il campo. il campo era in campo condizioni... era- In che condizioni sì, era il sì. campo? No, niente,
non impraticabile, non era neanche da entrarci. Purtroppo l'acqua caduta in settimana a Vittoria non ci ha permesso di giocare questa partita e per cui ci aspettano altre 6 partite, altre 6 finali e comunque noi non viviamo una situazione semplice dal punto di vista di giocatori. Ma questo cambio in società insomma, ha dato una smossa all'ambiente oppure insomma, soffrirà ancora questo Vittoria per questa stagione? Mi perdoni, quale cambio? No, il cambio nel senso cambio anche dal punto di vista tecnico. Ma guardi, non si è trattato di un cambio dal punto di vista tecnico, perché io non ho rilevato una squadra che comunque aveva lavorato assieme. Io ho rilevato 20 giocatori presi in tutta Italia, fermi da 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, dai periodi di inattività, per cercare di salvare il salvabile in queste 8 partite. Poi è chiaro che vai incontro a squalifiche, vai incontro a infortuni dovuti al fatto che i giocatori sono fermi da un po' di tempo. Per cui qua non c'è il problema che un allenatore possa essere meno bravo o più bravo di un altro. Le difficoltà sono notevoli. Le difficoltà sono enormi perché tu vai, ma comunque sono difficoltà che io ho accettato, che ho messo sempre la faccia, sempre, da oggi. No, io non sono uno che fa calcio tanto, uno che fa calcio da 20 anni, da 25 anni e mi conoscono in tanti dell'onestà e della dignità che ho, tantissimi. Mister, c'è Beppe che vuole farle una domanda su questa stagione. Beppe Ragona. Sebbi, ciao, sono Beppe Ragona. Come stai Beppe? Bene, bene, grazie. Complimenti sempre per il coraggio che hai avuto ad accettare questa sfida. Non so quanti allenatori avrebbero avuto il coraggio di tuffarsi così, di ricostruire una squadra con 0 euro a stagione in corso e con tutte le difficoltà ambientali, tifosi contro la società, eccetera, eccetera. Detto questo, credo che tu sei riuscito già a raggiungere una sorta di solidità difensiva accettabile per l'eccellenza. Mi piace parlare con te perché comunque vedo che segui e capisci di calcio. Grazie Sebbi. Dunque, la solidità c'è, però forse manca qualcosa in avanti, perché ho notato che gol ne prendete pochi, ma ne fate ancora di meno, o sbaglio? Beppe, ti volevo dire che mi manca un allenatore in seconda, se vuoi venire tu, ne prendi di me. Vediamo. Devi studiare, però sei già preparato. In queste 4 partite, devo dire la verità, hai letto benissimo, perché comunque noi tutti i primi tempi che abbiamo fatto 0-0 e 1-1, comunque l'abbiamo combattuto alla grande. Purtroppo poi alla fine, negli ultimi 20 minuti, 10 minuti, c'è vuoi il calo fisico, vuoi gli infortuni come a Messina dove abbiamo preso gol in 9, vuoi che un allenatore fa dei cambi tattici e si prende le proprie responsabilità, ma quando un allenatore fa dei cambi forzati per infortuni, che responsabilità si deve prendere se sono cambi forzati? Comunque ancora ci sono parecchie partite, io credo che comunque la stagione è ancora assolutamente alla portata di una salvezza. Ma guarda, quindi... ci sono tante partite, ci sono anche i risultati, vedi il Paternò che oggi è pareggiato a Milano. Perfetto. Una battuta finale, mister, Siracusa-Scordia, chi vede avvantaggiato? Ma guardi, dopo il risultato di oggi sono convinto sempre di più che il Siracusa un po' più avvantaggiato rispetto allo Scordia, che comunque stanno facendo un grande allora, quello che sta facendo un grande campionato sicuramente è lo Scordia, perché del Siracusa te lo aspetti che comunque faccia un campionato del genere. Certo, lo Scordia invece con quella squadra ci mancherebbe. Nessuno, magari pochi avrebbero scommesso su questo risultato dello Scordia. Infatti. Alla fine sono squadre forti, sono giocatori di categorie che non sono un caso per niente, se per caso sono lì. Benissimo, perfetto, mister, io la ringrazio, speriamo di averla anche in studio, quello che è stato detto prima poi sarà un problema vostro, io mi attengo soltanto alla puntata di penalty e voglio parlare solo di calcio giocato. Non c'entra niente, io sono abituato alle cose. Basta, abbiamo già chiarito tutto. Vi devo ringraziare della vostra disponibilità, vi devo anche dire che in questo momento non sto andando in nessuna trasmissione perché ho un problema molto serio a casa, per cui è stato un mio cosa di finire le partite e ritornare subito a casa perché ho un problema molto serio. Va bene, allora speriamo che questo problema prima o poi si risolva e così lo avremo anche qui in studio. Grazie. Grazie a voi. Grazie a mister Sebbi Catania. Presidente, lei è vulcanico, ma è straordinario. Oggi mi è capitato, a parte il sindaco perché... Non sapevamo di questa cosa qui, noi l'abbiamo fatta... siccome questo signore...
Sono 3.000 euro che verranno a mancare alle casse del Modica Calcio. Ha sempre dichiarato che Kundari aveva pagato tutti i soldi. Kundari non trovando, no, ma si deve sapere. Va bene, lo devono sapere le società a chi vanno a prendere. Però attenzione Presidente, No, però è anche vero che quando io ci sono parlo queste discussioni io mi assumo, è giusto che ci siano anche le io mi così assumo, si possono ma ci mancherebbe. Io porto i comunicati stampa che lo dichiarava che è stato pagato e a me dalla Lega mi arriva che non è voglio stato fermarla pagato. voglio fermarla qui e voglio, se lei me lo permette, che lei rimanga in trasmissione anche quando parliamo di promozione, perché lei è un grande intenditore di calcio, quindi sicuramente ci potrà dare anche tanti altri suggerimenti su altre categorie, perché il calcio non è soltanto l'eccellenza in Voglio iniziarmi a godere la domenica con la mia famiglia e via dicendo, oggi già l'ho assaporata. Però la blocco ancora 10 minuti, va bene? Ok, d'accordo. allora io colgo l'occasione per ringraziare Beppe. Beppe abbiamo messo su... Andrò a portare la colomba di pace. Ecco, perfetto, organizzando questo incontro. Comunque con te ci vedremo la settimana prossima. Ci vediamo domenica prossima. Benissimo, un saluto a Beppe Ragona. Non ho sentito Catania, nel senso Catania, alla sede di Catania, Salvo Castorina e Giovanni Garofalo su questa situazione, però poi più tardi, tra poco vi interpellerò perché ho bisogno di capire invece come vanno le cose a Mister Bianco e ad Aci Sant'Antonio. Nel frattempo c'è la nostra Jessica che ci manda i messaggi. Quindi mandiamo la pubblicità, parleremo del campionato di promozione. Benissimo.